TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Numerose le reazioni dal mondo politico e sindacale dopo il tragico incidente sul lavoro a Veternigo in cui hanno perso la vita due operai. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Morire sul lavoro è inaccettabile. È necessario accertare con rapidità se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza, se gli operatori erano adeguatamente formati, se l'intervento era stato pianificato e controllato con la dovuta attenzione. Attendiamo ora i risultati degli accertamenti. Serve rigore, formazione e consapevolezza a tutti i livelli dei rischi di certi interventi, specie in ambienti confinati come fosse e cisterne, perché non possiamo continuare a contare morti sul lavoro. Il segretario generale della CISL a Venezia, Michele Zanotto, sullo stesso argomento. Come CISL lo diciamo da tempo, la sicurezza non è un lusso, non è un costo, ma è la prima vera priorità nazionale, il nucleo da cui far partire un accordo che vincoli parti sociali e istituzioni verso un obiettivo di civiltà. Serve davvero una svolta concreta su prevenzione, controlli, formazione e investimenti. È tempo dei fatti. Confermiamo la necessità di aumentare i controlli nelle aziende e i piani specifici di intervento nel territorio metropolitano, ma tutto ciò può avvenire solo mediante il rafforzamento degli organici del personale ispettivo. Le responsabilità sui singoli incidenti vanno accertate dagli organi competenti e punite se è il caso. Così Giovanni Manildo, candidato presidente della Regione del Veneto per la coalizione di centrosinistra. Non possiamo considerare queste morti come fatalità, sono il segno di un sistema che ha smesso di garantire sicurezza e il silenzio delle istituzioni fa più rumore della cronaca nera. Ovunque vado mi parlano di precarietà, salari bassi, instabilità e sempre più spesso di paura, paura di non farcela, di farsi male o peggio. Se il lavoro non è sicuro, non è lavoro. Dobbiamo imparare a dire di no con forza, chi fa politica in primis, ma anche la società civile e il mondo dell'impresa, perché la vita viene prima di tutto. Il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro: sono profondamente scosso dalla tragedia avvenuta oggi. Desidero innanzitutto esprimere a nome dell'intera città metropolitana di Venezia e mio personale il più sincero cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, ai colleghi e a tutti coloro che oggi piangono questa perdita assurda e dolorosa. È un dramma che colpisce al cuore tutta la nostra comunità, ricordandoci ancora una volta quanto lavoro e sicurezza debbano camminare sempre insieme. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.